Siamo con Laura Di Lucia Coletti, candidata alla presidenza della Regione Veneto per l'Altro Veneto, quindi una lista di sinistra, una lista nuova che si propone come appunto alternativa di sinistra anche a quella che è la candidata del Partito Democratico, e naturalmente è in competizione poi con tutti gli altri candidati. Partiamo dalla crisi economica. Allora, quali soluzioni per uscire da questa situazione drammatica nella quale insomma il Veneto effettivamente si trova con una quantità di disoccupati enorme? Certo. È vero che non è la situazione peggiore del paese, però è vero che c'è una situazione non solo di stagnazione, ma in cui non solo è aumentata la disoccupazione giovanile e soprattutto quella femminile, ma ci si sono impoverite le famiglie, c'è quindi una situazione di allarme dal punto di vista sociale. Noi riteniamo che le soluzioni che sono state poste in essere fino a questo momento, sia dal centrodestra e sia dal centrosinistra, sono soluzioni che hanno declinato il neoliberismo in senso anche violento talora, con un attacco alla democrazia, un attacco proprio a quelle che sono le tutele, basta pensare al Jobs Act, all'allentamento delle tutele del lavoro. Noi riteniamo che invece si possa praticare e si debba praticare una politica alternativa. Le soluzioni fino adesso sono state assolutamente insufficienti e inefficaci. Come fare? Ecco, ma oggi appunto tante decisioni le prendono l'Europa o quantomeno Roma, quindi la Regione che poteri effettivamente ha? Beh, è vero che una parte dei poteri delle regioni sono stati compressi, però è vero anche che una parte dei poteri ci sono ancora. Questa regione, per esempio, non ha attivato spazi come quelli del piano territoriale, che è lì da molto tempo. Non ha messo in campo una vera e propria regia di tipo economico. Manca un piano economico, manca un piano industriale. Noi invece dobbiamo partire da lì, dobbiamo partire cioè dalla capacità di valorizzare i nostri distretti industriali, senza continuare a mangiare però terreno, a mangiare terra a questo territorio. Quindi dobbiamo rallentare, anzi stoppare quello che è stato il consumo del nostro territorio e invece mettere in sinergia quello che è la nostra piccola media industria con il valore della nostra agricoltura, delle eccellenze dell'agricoltura, con il valore del nostro territorio, che ha un valore ambientale altissimo che dobbiamo tutelare, mettere in sicurezza e rilanciare per una vocazione turistica non ben sfruttata. Noi abbiamo le Dolomiti, abbiamo le colline, abbiamo la laguna, abbiamo il mare, abbiamo fiumi, abbiamo delle bellezze, abbiamo il delta, abbiamo delle bellezze straordinarie che non abbiamo saputo mettere in sinergia. Pensiamo alle TAV e non pensiamo invece a valorizzare quei trasporti, il trasporto per esempio su rotaia, a potenziarlo in una sinergia con piste ciclabili che ci può aiutare anche per il turismo. Appunto, proprio riguardo alle grandi opere, qual è la vostra opinione? Sappiamo che insomma è negativa, ma che cosa in concreto lei farebbe da governatrice del Veneto? Perché alcune grandi opere oramai sono vicine al completamento, immagino che verrebbero comunque ultimate. Altre sono ancora in una fase insomma decisionale e forse lì c'è la possibilità di frenarle. Beh, innanzitutto bisogna attivare una moratoria. Moltissime, anzi queste grandi opere sono state attivate con dei meccanismi che sono meccanismi che hanno fatto sì che la decisione non fosse nella dimensione pubblica, bensì all'esterno. Cioè sono state dettate dagli interessi di alcune lobby, lo sappiamo, i nomi sono sempre gli stessi. E moltissime dentro questi meccanismi si è annidata la corruzione, in molti casi si è annidata addirittura la criminalità organizzata. Basta pensare alla Pedemontana, sappiamo quello che si trova sotto, no? Con i fanghi, l'inquinamento, sappiamo che cosa ci hanno rivelato, sappiamo che è all'attenzione, no, della magistratura. Spieghiamolo pure anche per chi ci ascolta magari da fuori del Veneto. Ecco, insomma. Nella costruzione appunto della Pedemontana sono stati sotterrati dei fanghi pericolosi, inquinanti pericolosi, che stanno inquinando molto probabilmente anche la falda acquifera. C'è una situazione di illegalità nelle procedure e nell'attivazione di queste grandi opere. E questo perché? Perché il controllore, in tutte queste grandi opere, nelle procedure si è finito che il controllore in realtà si identificava con il controllato. In moltissimi casi dove si sono date le tangenti e così via, che cosa è successo? È successo che il controllore si faceva pagare dal controllato. L'esempio più clamoroso è stato il Mose, in cui il magistrato alle acque in realtà si faceva letteralmente scrivere le relazioni dal controllato, quello che lui doveva controllare.
Allora è chiaro che se le grandi opere sono state progettate così, noi abbiamo anche un problema di sicurezza. Per quanto riguarda il Mose, ovviamente andrebbe completato oppure c'è si possono fare delle varianti? Ci dicono che si possono fare delle varianti, quindi come prima cosa come governatrice io farei una verifica con una commissione di esperti indipendenti, di esperti esterni, ci sono, una verifica su come si può continuare, una verifica sulla sicurezza dell'opera e soprattutto su ciò che è utile per la Laguna di Venezia. La Laguna di Venezia è un sistema delicatissimo. E questa opera, ahimè, è un'opera fortemente impattante e per il modo, le modalità in cui è stata concepita e coordinata pone seri dubbi di sicurezza innanzitutto. Passiamo ad altro tema, quello del diritto alla casa, l'edilizia residenziale, le cosiddette case popolari. Ce ne sono tante vuote, ci sono poi anche altri immobili pubblici vuoti, dall'altra parte ci sono comunque tante persone che ancora non ce la fanno a pagare gli affitti o a pagare i mutui e quindi insomma esiste, nonostante il calo della popolazione, nonostante il fatto che tanti immigrati se ne siano andati dal nostro territorio, esiste ancora un'emergenza casa. Allora come affrontarla? Questo è un altro dei drammi perché la casa è un diritto, quindi noi, chiunque si candidi a governare deve garantire questo diritto. Inoltre abbiamo una serie di immobili appunto che sono anche abbandonati, che non vengono recuperati. Quindi si può agire d'autorità? Sì, per esempio invece di continuare a costruire, come spesso si fa, invece di continuare a mangiare terreno, si va a recuperare l'esistente e si può recuperare, si va a restaurare l'esistente e si attivano dei controlli su a chi vengono assegnate queste case, perché in moltissimi casi noi abbiamo delle situazioni in cui gli assegnatari in realtà non sono gli aventi diritto e abbiamo moltissimi ampi strati della popolazione, dei cittadini che hanno bisogno e che rimangono fuori, no? Quindi noi dobbiamo garantire la casa, dobbiamo investire lì, anche qui dove si prendono le risorse si prendono sia stoppando la corruzione dalla corruzione, si prendono anche dall'invertire la rotta, non a quelle grandi opere che non ci servono in realtà, impattano con il nostro territorio, ma andiamo a investire sulla casa, sul recupero per esempio dei nostri abitati, sul recupero delle nostre città, sulla rigenerazione delle nostre città per fornire la casa, ma anche per rigenerare proprio il nostro tessuto urbano. Perché secondo lei ci sono tanti immobili pubblici che sono rimasti anche per decenni vuoti? Chiaramente non è un problema solo del Veneto, anche di altre parti d'Italia, però come mai? Cioè forse conveniva a qualcuno che gli immobili rimanessero vuoti e perché? Il sospetto è chiaro perché quando tu vedi che gli immobili, magari anche di pregio, rimangono abbandonati, però poco più in là, nelle periferie, si acquistano terreni e si costruiscono case che poi vediamo adesso rimangono tra l'altro completamente deserte, non vengono vendute o si mettono all'asta, allora lì si capisce che c'è un business e che si è invece preferito fare speculazione invece che lavorare seriamente sul patrimonio immobiliare che si ha. Noi non siamo per la vendita del patrimonio immobiliare, il patrimonio immobiliare va utilizzato, va conservato e va valorizzato al servizio del cittadino. Ma quindi il pubblico ha abdicato insomma, la possibilità di utilizzare il proprio patrimonio per fare dei favori al privato? Assolutamente sì, è davanti agli occhi di tutti, questo basta guardare. Lei è un insegnante, parliamo in conclusione della scuola, lì che cosa può fare la Regione? Beh, premesso che la scuola sta vivendo un momento tragico, mi permetto questa premessa perché questo attacco da parte di questo governo è un attacco molto pesante e anche molto violento, un attacco alla filosofia della scuola, alla scuola come l'abbiamo pensata, come ce l'ha detta la nostra Costituzione, un attacco che impone un sistema aziendalistico che è completamente contrario a quella che è l'obiettivo della scuola, che è formare e educare, a cui serve appunto collegialità, serve orizzontalità e serve cooperazione. Questo invece decreto legge, questo DDL scuola veramente innesca dei processi che saranno pericolosi. Per quanto riguarda la Regione ha delle competenze che riguardano innanzitutto per esempio l'edilizia scolastica, che è un altro capitolo molto delicato per la nostra scuola. Dobbiamo lavorare non solo per rendere le scuole sicure, e già questa è una cosa importante,
ma per rendere anche le nostre scuole funzionali, accoglienti. Quando si parla che la scuola deve restare aperta tutto il giorno, ma andiamo a vedere quante scuole hanno le mense, andiamo a vedere quante scuole hanno delle biblioteche agibili, andiamo a vedere quante scuole hanno degli spazi dove gli studenti possono stare. Quindi noi dobbiamo investire, perché la scuola è davvero uno spazio importante di creazione e produzione culturale. Devono essere spazi però sicuri, accoglienti e che in se stessi, anche nella dimensione architettonica, possano insegnare il bello e possano insegnare la dimensione anche del risparmio energetico, della sostenibilità, se vogliamo costruire un futuro in prospettiva. E poi la Regione ha un compito importante sulla formazione professionale e se noi vogliamo rilanciare anche economicamente questa regione dobbiamo investire maggiormente rispetto a quello che non si è fatto negli ultimi anni proprio sulla formazione, in sinergia con il sistema produttivo e in sinergia con i nostri atenei, con le nostre eccellenze, perché lì c'è la ricerca e la ricerca accaduta deve aiutarci a formare dal punto di vista professionale e deve aiutarci a trovare le soluzioni per rilanciare a livello economico le nostre imprese. Ultima battuta sul voto utile. Si è detto che insomma in tante persone del centro-sinistra sarebbe stato meglio una candidatura unica di tutto il centro-sinistra, così si rischia di far vincere Zai. Allora, il centro-sinistra non è sinistra, in questo centro-sinistra non c'è nulla di sinistra. Il governo Renzi e il PD hanno adottato politiche di neoliberismo radicale, quindi togliamo questo equivoco. Quindi è necessaria una lista di sinistra, perché sono necessarie oggi più che mai. Gli spagnoli ce l'hanno insegnato in questo voto domenica scorsa. Si può combattere contro l'austerity, è possibile e noi sosteniamo che è possibile farlo anche dal Veneto. Vogliamo farlo qui dal Veneto, con un altro Veneto. Ecco perché questo voto non solo è utile, ma è necessario per invertire la rotta. Se davvero vogliamo cambiare, se davvero queste politiche, come sappiamo, hanno impoverito questo paese. Ricordo che appunto la ricchezza è mal distribuita, ma i dati OCSE ci parlano che il 60% addirittura, no, degli italiani ha il 17,4% delle ricchezze, il 20% degli italiani ha più del 60% delle ricchezze e questo divario si è acuito enormemente dal 2007 ad oggi. Vuol dire che le politiche portate avanti dal centrodestra e dal centrosinistra sono le stesse, hanno acuito questa disuguaglianza. È ora di smetterla, è possibile un'altra politica, è possibile cambiare, è possibile rimettere al centro il welfare, l'ha detto anche il pontefice, il welfare è la vera infrastruttura del futuro e noi quindi è su quello sviluppo che vogliamo agire. Ecco perché questo voto non solo è utile ma è necessario.